Buonasera, ben ritrovati all'appuntamento con un'informazione di prealpina.it. La riprogrammazione della distribuzione delle dosi comporterà qualche giorno o qualche settimana di ritardo nella campagna vaccinale. Lo ha annunciato oggi il presidente della Lombardia Attilio Fontana, commentando la decisione di non inoculare più AstraZeneca agli under 60. Siamo ancora in attesa di avere specificazioni maggiori, ha aggiunto il governatore, perché purtroppo la scienza su questo campo è particolarmente contraddittoria. E intanto i numeri di oggi in regione parlano di 182 nuovi contagi su 31.873 tamponi, quindi con un'incidenza dello 0,5%. I ricoveri calano di 9 unità nelle terapie intensive, mentre di 6 negli altri reparti. I decessi sono stati 8 in tutto e per quanto riguarda le singole province, dopo lo zero registrato ieri, oggi Varese si attesta al primo posto su scala regionale con 54 contagi accertati. A Milano sono stati 48, a Brescia 13 e a Como 11. Passiamo ora alla cronaca. A Busto Arsizio un ventenne marocchino è stato arrestato dalla Polizia di Stato. Residente a Torino è risultato essere di fatto un pendolare dello spaccio. Addosso gli sono state trovate 47 dosi di cocaina. Gli investigatori erano stati allertati da alcuni residenti di via Timavo che lo avevano visto aggirarsi in auto anche nei giorni scorsi con fare sospetto ed erano convinti fosse il palo di una banda di ladri. I poliziotti hanno invece scoperto che si trattava di uno spacciatore e lo hanno quindi arrestato e tutti i dettagli sono già disponibili su prealpina.it. Spostiamoci adesso a Varese per i disagi provocati dal piano stazioni in piazzale Kennedy. Tutti i dettagli nel servizio realizzato da Pasquale Martinoli con immagini di Angelo Puricelli di Agenzia Blitz. Siamo in piazzale Kennedy, al cantiere che riguarda il piano stazioni e che occupa praticamente tutta l'area dove prima c'era il mercato ambulante. In questi giorni si è aggiunto il cantiere per lo spostamento della fognatura, vedete qua alle mie spalle, un cantiere che poi proseguirà fino in cima al semaforo e quindi ci saranno ulteriori disagi alla viabilità. Qua è rimasto chiuso nei giorni scorsi, le attività qua sono rimaste isolate, chiaramente c'è la speranza che i cantieri procedano secondo la tempistica prevista, perché adesso i disagi dopo un anno e mezzo sono davvero tanti. Piazzale Kennedy, siamo qua all'omonimo caffè Kennedy col titolare, oltre un anno di cantiere, prima il Covid, ma soprattutto adesso il cantiere che durerà ancora a lungo. Quali disagi ha portato e cosa sperate a questo punto? Speriamo almeno nelle tempistiche che rispettino i tempi. Un annetto prima di rivedere il pullman, insomma la piazza rifunzionare un attimo. Adesso siamo tra il Covid e tutti i disagi, il momento è un po' difficile. Ecco. Avete perso molta clientela, inevitabilmente. Inevitabilmente sì. Ecco, con l'amministrazione cercherete di avere un maggior colloquio per capire anche come potrà ripristinare la situazione in modo migliore. Ma ci abbiamo già provato. Insomma, con la Perusina abbiamo avuto un paio di incontri e anche loro dicono di attendere che dopo sarà tutto bello, una piazza nuova, funzionale, niente di più, nessun aiuto. Ecco, siamo con l'altro titolare del bar Kennedy, si diceva oltre un anno di disagi adesso per questo cantiere dopo il Covid, la prospettiva di un altro anno ancora di lavori è durissima. È molto dura, cerchiamo di tenere duro, però insomma che anche il comune capisca un attimino di accelerare un attimino i lavori, perché secondo me vanno un po' troppo a rilento. Ecco, poi dopo i nostri clienti comunque ci vogliono bene, ci vengono a trovare, però anche la segnaletica insomma della strada, far capire, perché anche ieri vedevo gente che passava e andava via dritto perché non capiscono se possono entrare, non possono entrare, anche perché non lo sappiamo neanche noi, ma anche per il condominio, per tutti insomma. Qua siete stati preavvertiti di come? Preavvertiti sì, insomma avvertiti, sono arrivati e ci hanno avvertito, non è che preavvertiti è una parola grossa. E, insomma comunque speriamo che procedano un po' più velocemente, perché insomma già il Covid è stata dura, adesso anche sti lavori così sono proprio, anche perché qui se non arrivi con la macchina non ci arrivi adesso.
Non c'è solo Gallarate sotto attacco. Dopo l'articolo di Prealpina.it che segnalava l'avvistamento di una specie particolarmente pericolosa di cocciniglia sulle piante della città dei Due Galli, sui social è emerso che il pericolo è più grave di quel che si pensasse. La cocciniglia samurai, in quanto originaria del Giappone, è stata infatti vista anche a Fagnano Olona. Il parassita è molto pericoloso per le piante e il rischio di dover tagliare i rami in cui questo parassita appunto si annida. Chiudiamo con una notizia che arriva da Saronno. Al Cafferino di Via Pagani è stata messa a segno una vincita da 300.000 euro grazie a un tagliando del grattavinci da 5 euro della serie Il Miliardario. Ora è scattata la caccia al fortunato vincitore e da alcune indiscrezioni si tratterebbe di un giovane lavoratore con famiglia che di tanto in tanto tenta la fortuna. E questa era l'ultima notizia. L'appuntamento con le informazioni di Prealpina.it torna come sempre domani alle 13. Una buona serata!